gente e parla come la gente. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua amici carissimi del sabato 22 marzo, ben tornati, ben sintonizzati sulla nostra emittente, ma soprattutto benvenuto al grande maestro Giuliano Cucco, benvenuto maestro. Grazie. Grande pianista, venuto da Biella, per chi non sapesse dove si trova questa cittadina piemontese molto molto importante, provincia di Vercelli. Adesso siamo diventati una provincia autonoma, non è, una volta sì. Adesso Biella, adesso sì. ero rimasto in arretrato di un po' di anni allora. Sì, sì. Avete la vostra targa? Sì, BI. BI, Sì. Biella. Allora, chiedo scusa ai biellesi, prima di tutto al maestro Giuliano Cucco, che proprio a Biella è nato, no maestro? Sì, sì. Giuliano Cucco. Allora, abbiamo un grande ospite, veramente molto modesto, posso dirlo? Non si presenta con la grandezza della sua bravura e della sua conoscenza, della sua come posso dire? Mi aiuti lei maestro, aiutami tu maestro. No, ma io È troppo preferisco non parlare di me modesto, è modesto. Allora, 2 parole sul maestro Giuliano Cucco, nato a Biella appunto, dove ha iniziato gli studi di pianoforte con una professoressa che penso che lei ricordi ancora con grande affetto, Iris Moscarola. Poi si è diplomato in seguito con il maestro Carlo Vidusso, un grandissimo maestro. Devo avvicinarmi al microfono, tu parlami pure in diretta, Sveva. Adesso un saluto anche alla nostra regista Sveva. E poi con il maestro, qui forse è meglio che metta gli occhiali perché sennò mi trovo un po' in difficoltà, con il maestro Jean-Micol Avercelli. E lui veniva da Parigi con una certa regolarità, teneva questi corsi al liceo musicale Giovan Battista Viotti, dove appunto che erano corsi molto seguiti, aveva allievi che venivano da tutte le parti, non solo italiani, ma anche dall'estero. Sì. Per questo il suo legame anche con la Francia, con Parigi? Sì, tramite questo tramite maestro. Lui che mi ha fatto poi sostenere degli esami all'École Normale, la scuola di musica fondata da Cortot, dove lui insegnava e che ho frequentato per un po', dove poi ho fatto... Sì. No, non mi guardo. Va bene, d'accordo. Allora guardare il microfono è giusto, guardi ecco all'interno del microfono, poi successivamente perché sai
parlare al microfono è una cosa nuova, penso, anche per i nostri grandi maestri, è vero? Sì, Nonostante magari sì, le sì, varie sì. interviste, poi arrivano negli studi e magari diventano degli studenti. Alcuni si emozionano di fronte a un microfono. Non dicono che sia il suo caso, però capita anche con grandi nomi fra i suoi colleghi che di fronte a un microfono preferirebbero avere una tastiera in una grande sala da concerto. Siamo più abituati così. Siete più abituati così. Senta, poi lei ha vinto numerosi concorsi, il primo premio assoluto al Concours National de Paris categoria supérieure, se vuole ricordarli lei questi premi che sono veramente molto Ma prestigiosi. sì, perché appunto avendo studiato con Mico, lui mi introduceva in questo mondo dei concorsi che si svolgevano in Francia molto spesso e quindi, ehm, secondo lui prepararsi per un concorso era importante perché serviva per avere uno sprone, per avere un obiettivo, non pensava molto al risultato del concorso, per lui era più importante la fase della preparazione del concorso. Poi se il concorso andava bene si arrivava a qualche premio tanto meglio, ma insomma, Però lei di premi ne la filosofia era quella. era quella. Mh-mh. Senta maestro, vogliamo già subito fare un ascolto musicale, così mettiamo Mh. il nostro pubblico già alla conoscenza di chi abbiamo qua agli studi. E io dico Sì. sempre al pubblico di Radio Libertà che è fortunato perché vengono dei grandi nomi qua a portare la loro bravura, la loro esperienza musicale ai nostri ascoltatori e quindi possono davvero anche dialogare con lei se lo vogliono. Ah sì? Sì, 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 Sì. perché questa è una radio senza filtri Mh. né censure. Senta, con cosa vuole iniziare? Con Scarlatti magari? Sì, una sonata di Scarlatti. Scarlatti, questo è un concerto che lei fece, si ricorda dove? Sì, è stato un concerto che ho fatto, ma Un po' di tempo fa. ero ancora abbastanza giovane, sì. Ma lei trova differenza, per esempio, fra Mh. lo Scarlatti che suonerebbe oggi con lo Scarlatti che facciamo ascoltare adesso? No, non molta, perché, Scarlatti, è un autore che, diciamo i puristi, non vorrebbero ascoltare al pianoforte. Però io trovo che le sonate di Scarlatti hanno, una vena, melodica, a volte anche molto malinconica. Trovo che il pianoforte è uno strumento molto adatto per esprimere la sua musicalità. Per cui diciamo che questa concezione delle sonate di Scarlatti così espressive, così quasi sì, come dicevo malinconiche, ce l'avevo già allora e mi è rimasta È ancora rimasta. adesso, sì. Magari gliela ripeto la domanda con Schubert o con Schumann. Sì, Eh? va bene. Va È un po' bene. più difficile. È un po' più difficile. Va bene, allora ascoltiamoci, Scarlatti. Che cosa vuol far sentire maestro? Si ricorda che Sì, cosa in quel concerto avevo suonato 3 sonate, va bene, un allora incipit di partiamo e poi eventualmente maestro sì. sfumiamo dolcemente.
sempre un insulto sfumare, è vero maestro, sia per l'autore che abbiamo qui di fronte con la bella parruccona dell'epoca, Sì. Domenico Scarlatti, e sia per l'autore alla tastiera del pianoforte, in questo caso il maestro ma Giuliano Cucco. Ma non è un insulto, altrimenti non ci sarebbe più no, spazio per certo, parlare. certo, però sono talmente belle queste sonate che meriterebbero di essere ascoltate per intero. Ma qui abbiamo una bella scaletta, quindi i nostri amici potranno veramente conoscerla nelle sue. Lei ha qualche autore particolare che dice: "Mi piace proprio, ecco, suonerei volentieri più questo rispetto a un altro"? C'è qualche che è più Ma un congeniale? autore è difficile, più che un autore parlerei di un'epoca. Ecco, Di un'epoca, un'epoca. sì. A me piace molto il romanticismo tedesco. Bravo, e allora ci soffermeremo sul Sì, e quindi, questo comporta Schumann, Mendelssohn, Brahms. I grandi nomi, tutti tedeschi, poi a parte Schubert che era austriaco, però Sì, 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 no, sì. Brahms veramente era, Hamburghese, hamburghese, sì, hamburghese. sì, hamburghese. E comunque sì, è vero, è proprio il periodo tipico del romanticismo tedesco Sì. quello, che le è particolarmente Io nel congeniale. romanticismo tedesco includo Schubert che, per alcuni è ancora un classico, fa ancora parte del classicismo viennese, quindi viene, a volte accomunato ancora a Beethoven, ma c'è già una Un componente molto seme, sì, romantica è anche in vero. Schubert, per quanto anche Beethoven, secondo me. Ma probabilmente Ma anche la loro vita infelice che li ha resi così con la musica. Cosa Ma dice? probabilmente, Perché Mendelssohn no, no, perché non si può certo. dire che abbia avuto una vita No, infelice, Mendelssohn no, era al confronto di Schubert ha avuto anzi una vita felice, io mi come come dice il nome stesso, Felix Felix, Mendelssohn. no, io mi riferivo a Mh. Schumann e a Schubert, ecco, in questo caso li Ah. affiancavo nella loro così, Mh. vita infelice Sì. insomma, ecco, no. Felix Mendelssohn oltretutto era, anche molto ricco di famiglia, Sì, ha quindi potuto probabilmente il avere benessere. i migliori maestri, ha potuto viaggiare, ha potuto conoscere il mondo, ha potuto avere tante cose che ad altri, come il povero Schubert, sono state precluse, ma non per questo è stato meno grande, devo dire. Anche se poi Mendelssohn ha avuto la disgrazia di perdere la sorella, no, Sì, alla quale era sì, sì, sì. attaccatissima E e infatti con lui questo non è sopravvissuto a lungo vede, ai dolori. sì. Senta, andiamo invece avanti con lei, con il maestro Giuliano Cucco, che ringraziamo ancora per essere venuto da Biella. Il viaggio è andato bene? Un po' di Sì, sì, un po' di pioggerella? pioggerella, sì. Vabbè, abbiamo una primavera, un inizio primavera un po' Sì. e vabbè, siamo qui al nord, quindi ce lo prendiamo questo Sì. tempo. Senta, passiamo a Beethoven. Sì. Ecco, Beethoven che cosa ci fa sentire da questa sonata? Sentiamo un estratto, la sonata aspetti che devo Opera mettere 110. opera Sì, 110. sì. Sentiamo anche questo alcuni minuti, Sì, quindi la sì, mettiamo alla tastiera un'altra volta. Che sì. pianoforte suona? Si ricorda anche? Sono pianoforti le capita di suonare in pianoforti un po' non particolarmente da concerto? Sì, qualche volta sì, ma questi no, erano tra l'altro questa opera 110 è una registrazione che era stata fatta in una prova di un concorso, quindi il pianoforte lì era probabilmente un Yamaha, ma bello. E quindi il suono Sì. risponderà anche al pianoforte. Allora andiamo con la sonata numero 110, anche in questo caso purtroppo sfumeremo, e pazienza.
Non è mai il momento giusto per sfumare. Guardavo il maestro, ma qui il nostro maestro è Sveva, che Sì, decide lei sì, quando dipendiamo da lei, sfumare, sì, sì. dipendiamo da lei, però vedo che si accorge quando un momento la musica lievemente cala, Sì. sfuma anche lei. Senta, cos'era, una registrazione live Sì, questa? sì. Una Ma, registra queste credo siano tutte Son tutte sì, live, sì. tutte in Mh-mh. Beethoven sonata numero 110. Senta, Opera, sì. opera 110, scusi, ma, la memoria non fa mai degli scherzi? Il O rischio, della memoria c'è sempre, sì, purtroppo qualche volta sì. capita? Purtroppo qualche volta capita, sì. Però ecco, la cosa importante è avere un po' di prontezza di riflessi e cercare di Salta e uno prosegue. sì, di proseguire comunque, certo, sì, sì. No, io ammiro Mh, sempre i mh, pianisti che veramente hanno un repertorio, pianistico a memoria di ore e ore e ore. Come facciate? E Possibile il veramente. responsabile, ha un nome e cognome di suonare a memoria, si chiama Franz Liszt. Ah, Franz È Liszt. stato lui che ha Io introdotto una il tecnica? no, no, Ah, diciamo, se si può dire, la moda, anche se non è moda è troppo riduttivo, comunque il fatto di suonare a memoria è stato proprio lui a imporlo ai pianisti. Un po' perché bisogna dire che la musica di Liszt è molto virtuosistica, certo, quindi ehm, richiede una concentrazione anche proprio sulla tastiera, sarebbe in alcuni casi proprio impossibile guardare la musica e suonare i passaggi più impervi delle sue composizioni. Poi però appunto da allora è diventato quasi d'obbligo e suonare a memoria. indubbiamente un Mh, pianista che mh. suona a memoria è molto C'è il pro e il contro, diciamo che c'è il rischio dei vuoti di memoria, però è anche vero che suonando a memoria si ha più libertà, soprattutto non avendo questo legame con lo spartito ecco, da sé. soprattutto se Mh. lei, Mh-mh. esegue da solo il concerto, quindi non è un concerto per pianoforte e orchestra, dove Sì. comunque ecco. Mh-mh. Intanto ricordiamo che, Mh. sullo schermo, per chi ci segue con il canale digitale, si alterna il maestro al pianoforte con un bellissimo, organo alle spalle, diceva che è l'organo del suo conservatorio. Sì, è l'auditorium del Conservatorio di Novara, sì. Bellissimo, un Sì. organo di quante canne? Tante canne, veramente un Ecco, organo francamente non lo so. colossale, non era e poi a fianco abbiamo un Beethoven, proprio classico Beethoven, con la grande capigliatura e la sciarpa rossa, forse una Sì, delle più belle fotografie di Beethoven, sì, sì, sì. molto bella. Così, insieme all'autore vedrete anche le fotografie del compositore. Senta Ecco, maestro, lì è il Beethoven del suo periodo più così, titanico, il eh Beethoven sì, dell'appassionata, della certo. patetica. Invece l'opera 110 che abbiamo ascoltato prima era, penultima sonata, quindi, ehm, diciamo che viene un po' anche se è una classificazione un po' così da prendere con le molle, però si Eh, dice che il terzo terzo periodo di Beethoven, quindi quello in cui oramai era già completamente sordo quando ha scritto poverino. questa sonata, e non c'è più questo titanismo, questo Sturm und Drang, ecco, dell'appassionato, della patetica, ma c'è un'atmosfera molto più rarefatta, molto più introversa. Ma chissà come ha Mh, vissuto, non ci sono dei come ha vissuto questa sordità Beethoven. Deve essere una cosa tremenda per un Ma sì, ci sono musicista. i quaderni di conversazione che ormai lui, quando era completamente sordo, era costretto a utilizzare per poter comunicare con gli Comunicare, altri, e ci sono infatti delle frasi molto molto drammatiche, sì. disperate, immagino, poverino. Mh. Veramente per un Mh. musicista credo che Mh. sia la condanna più brutta che possa capitargli. Tanto Certo, sì. ricordiamo che questo è un programma in diretta, per chi volesse intervenire può farlo senza problemi. Sveva, dai tu il numero, dai, che magari con la tua bella vocina. Per chiamarci 02 92 94 7222 e per scriverci su WhatsApp 340 670 9659. È un po' più difficile ricordare WhatsApp, anche se credo che compaia in fondo allo schermo, no, ecco. Va bene, allora andiamo avanti, sempre a conoscere il nostro maestro. Che programmi ha, musicali, diciamo, di concerti prossimi a venire? Ma appunto, di concerti prossimi a venire, farò i miei amati, Schumann, Mendelssohn, e sempre qualche sonata di Scarlatti che comunque non lascio mai, Non anche guasta mai. perché
Scarlatti è un autore che fa molto bene alla tecnica. È vero, si studia Fa infatti, molto però bene alla sì, sì. perché, lui stesso molto modestamente aveva chiamato le sue sonate esercizi. Naturalmente non sono degli esercizi e sono dei capolavori, però, hanno già una visione della tastiera, molto proiettata verso il futuro e quindi è quasi un po' una palestra suonare Scarlatti per le dita. Senta maestro, lei è Mh. docente di pratica della letteratura pianistica presso Sì. il Conservatorio Guido Cantelli di Di Novara. Novara, sì. Ecco, vogliamo in mezza parola, spiegare che cosa si tratta la lettura della pratica pianistica? Sì, adesso si chiama così, ma in realtà si chiamava pianoforte complementare una volta. Era il pianoforte, il corso di pianoforte che devono ancora adesso seguire gli alunni che studiano a un altro soprattutto i cantanti, ma anche quelli che studiano per esempio violino, così che devono per forza di cose fare 3 o 4 anni di pianoforte. Ecco, va bene, vediamo se c'è una chiamata in linea, dopodiché proseguiamo con la nostra trasmissione, sempre un programma in diretta, questa vede non ha filtri né No, censure. no. La nostra Sveva alza la cornetta e poi manda eventualmente in diretta subito l'ascoltatore. È così, vede Sveva? È così, vede? Bene. Non sappiamo chi abbiamo dall'altra parte. Pronto? Pronto? Sì? Telefono da Sondrio, mi chiamo Fabris Luciano, sono un poeta di Progetto Alfa, detto il lupo. Io sono nato a Biella, volevo salutare il mio conterraneo. Bravo. Mi fa piacere sentire un conterraneo. Ma da dove chiama non ho capito. Da Sondrio. Ah, da Valtellina. Sondrio, dalla Valtellina, ho capito. Faccio parte del Progetto Alfa, un'associazione culturale, io sono un poeta, detto il lupo. Va bene, grazie. E come mai ha lasciato Biella, se posso chiedere? Perché ho sposato una ragazza che abitava a Varese, mezza valtellinese, poi varie faccende. Io lavoravo a Sordevolo. Ah, Sordevolo, cavoli, sì. Sono i luoghi più belli di Biella. Città. Va bene. Maestro, Sì. di Biella città? Una frazione di Biella che si chiama Vaglio. Ah, ho capito, perché c'è mio fratello che abita vicino allo stadio. Ah, ho capito. Grazie, ascolti la musica, Grazie. Ascolti Grazie, la musica. paesano. Auguri anche a lei. Del suo concittadino. Va bene, allora un attimo la linea a Sveva. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Bene, torniamo in diretta, sempre con il nostro graditissimo ospite, il maestro Giuliano Cucco. Adesso, maestro Giuliano Cucco, se permetti, faccio una piccolissima ricordo pubblicitario pianistico. Allora, intanto magari Sveva metterà sullo schermo questa locandina. Si tratta di un concerto sempre pianistico, mercoledì 26 marzo alle ore 16:30 alla Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi, qui a Milano, piazza Buonarroti. Ci sarà il concerto del duo pianistico Tiziana Monetta e Gabriele Rota. Musiche, qui andiamo un po' sul moderno. Paul Hindemith, Vittorio Fellegara, poi è stato il compagno di vita della nostra pianista di Tiziana Monetta, Franco Oppo e Zoltan Kodali, pianoforte a 4 mani. Quindi un concerto alle ore 16:30 alla Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi di Milano, organizzato dall'associazione Nomus, che è un'associazione che si occupa prevalente di musica del Novecento. Quindi ci sono questi bei concerti anche al Palazzo del Novecento a Milano, con la vista dal quinto piano della facciata del Duomo, bellissimo. È che tu ti fermi prima come musica, ti Ma fermi no, all'800. no, non mi fermo No, all'800, no. no. Siamo adesso oggi così è andata Ah, è così andata che ho portato queste musiche, però ho studiato Vai anche. anche oltre così questi compositori. Ma sì, Però Debussy e Ravel sono 2 Debussy, compositori certo. che mi piacciono molto. E poi a 4 mani, con il mio collega Giuliano Bellurino abbiamo inciso un disco in cui suoniamo insomma l'opera per pianoforte a 4 mani di Debussy. Ma lo troviamo in scaletta? No, non lo troviamo in scaletta, No, pianoforte a 4 mani. no. Allora passiamo subito siamo arrivati a Chopin. Sì. Chopin, qui siamo in pieno romanticismo. Sì, questo. Qui va bene. Sì. Allora, opera 10, numero 4, è uno studio di Chopin. Sì. Lo ascoltiamo ricordando sempre che le mani sulla tastiera sono quelle del maestro Giuliano Cucco. Non abbiamo fatto torti veramente all'autore, perché non abbiamo dovuto sfumare. Non abbiamo dovuto sfumare. Gli studi sono brevi, Meno male, così. sono difficili ma brevi. Senti, qua vedo però una tua incisione con la Bottega di Scantica di Milano, pianoforte italiano a 4 mani, siamo al XXI secolo. Infatti Ecco, quindi non mi fermo Vincenzo Simmarano, Claudio Salina, questo qui potremmo proporlo alla Nomus per farti suonare
al Palazzo del Novecento, perché sarebbe una bellissima occasione sia per il pubblico Sì, che ha uno la dei possibilità. pezzi incisi lì sono stati composti proprio dal pianista che suona con me a quattro mani, Allora che si Giuliano attivi il Bellorini. pianista, diglielo. Lo metto in Ehm, contatto con e invece Vincenzo eh. Simarano era lui credo che insegni ancora al Conservatorio di Brescia, e aveva scritto dei pezzi proprio appositamente per noi, e quindi abbiamo fatto questo CD proprio con lo scopo di far conoscere un po' la musica di autori contemporanei. Io ho avuto ospite, non so se la conosci, il maestro, Sonia Bo, che è Sì. una compositrice, insegna al Sì. Conservatorio di Milano, e c'è stato questo festival, le 5 giornate di Milano, e quindi erano tutti compositori attuali, e hanno tenuto questo, credo che sia ancora in corso, queste 4, 5 giornate, tutte dedicate alla musica contemporanea, anche per vari strumenti, violoncello, il Ah, clarinetto, sì. è una cosa interessante. Però era più interessante sentire lo strumento come si muoveva che proprio l'ascolto della musica. Adesso non so se è il caso invece di questi qui, sono, No, sono musiche musiche ascoltabili. sì, piacevoli da ascoltare, sì, sì. Senti, e come bis hai un bis che ricorre frequentemente, oppure di solito Ma cerco un po' cioè, un bis che sia un po' coerente al coi programma? pezzi che ho suonato che ho suonato nel programma. Ecco, per esempio, se finisco un pezzo con Schubert, mettiamo così, poi magari un piccolo pezzo di Schubert lo suono come bis. L'importante è dire al Mh. pubblico che cosa fate come bis, perché spesso uno si chiede: "Che cos'è? Che Sì, cos'è?" È sì, vero o sì. no? No, ma io lo dico Ecco, sempre. benissimo. Allora torniamo al nostro maestro, abbiamo detto che, prestigiosi riconoscimenti si susseguono. Nel 1989 ha conseguito il diploma di maturità concertistica presso la Musikhochschule di Saarbrücken, Sarebbe che quindi sì, proprio per questo motivo, perché a me, come le dicevo, piace molto quell'epoca lì, il romanticismo tedesco, e ho pensato che non c'era, luogo migliore di andarlo a approfondire dove è nato, proprio nel E qui per la Radio Nazionale Tedesca hai registrato dei CD. no, non erano dei CD, ma una trasmissione radiofonica Vabbè, dove ho insomma. suonato la Kresleriana di Schumann. L'avranno in archivio comunque. Sì. Sen L'avranno in archivio, ma io non sono più riuscito a mettergli le mani Ah sopra no, eh? tutto. Poi, hai affiancato allo studio del pianoforte quella di composizione come allievo di Bruno Bettinelli. Sì. È stato È un ottimo stato maestro, sì, penso, è perché stato un'esperienza un po', diciamo così, che mi ha così, permesso, ecco, diciamo così, di approfondire un po' di più la struttura dei pezzi, sia eh beh sì, giusto, formale che armonica, certo. perché non avevo ambizioni di compositore, però, mi ha aiutato a capire di più la musica che studiavo, ecco, quello sì. Bene, allora noi adesso andiamo avanti invece a capire che la musica che sta cosa c'è, una chiamata? Sì, va bene. Allora, diciamo subito pronto? Pronto? Ah sì, prego. Pronto? Sì? Sì, pronto? Sì, prego. Sono in diretta? Sì, sei in diretta, sì. Ah, sì, buongiorno, sono Luisa, chiamo da Pavia. Complimenti al maestro. Grazie. Volevo permettermi di chiedere una cosa: perché ci sono degli autori che uno non riesce a sopportare? Nel mio caso sono Chopin e Bach. Bach riuscì ad apprezzarlo moltissimi anni fa, quando uscì in versione jazz di Lussier, che ne fece veramente delle trasformazioni fantastiche. Però io Bach non riesco ad ascoltarlo, e Chopin tantomeno, pur avendo letto molto su di lui, avendo visto dove viveva quando era a Maiorca, Valdemossa. Poverino, proprio non mi va. Io non ne so dare una risposta. Adesso comunque Probabilmente ognuno ha la propria sensibilità, evidentemente. Tra l'altro anche i compositori molto spesso tra loro non si sopportavano molto. Per esempio si sa benissimo che Chopin non amava molto Beethoven, per dire,
per dire un nome grosso, insomma, ai suoi allievi faceva studiare pochissimo di Beethoven. Forse l'unica sonata che faceva studiare è l'opera 26 con la marcia funebre, ma non aveva, ecco, mentre invece aveva una grandissima ammirazione per Bach e per Mozart. Però ci sono casi anche tra i grandi compositori di incomprensione. Io Meno penso che sia una questione proprio di sensibilità, ognuno ha la propria, e a volte ci sono delle sensibilità che sono molto lontane tra di loro. Vabbè, adesso la consoliamo con Schubert allora. Chopin è andato, quindi adesso arriva Schubert con lo scherzo. Sì. Con Schubert non avrà problemi questa nostra ascoltatrice, quindi un bello scherzo di Schubert eseguito al pianoforte dal maestro Giuliano Cucco. Va bene, hai terminato? No, perché c'era l'ordine del maestro di poter sfumare, però per fortuna il brano è terminato, quindi non sì. facciamo torti a Schubert che Come sì. a Chopin. Come non l'abbiamo fatto a Chopin. Come l'abbiamo fatto ecco, lo ritroviamo ancora, Schubert in questo improvviso, se leggo bene. Che cosa Sì. ci fai ascoltare, Giuliano? No, ecco, questi si chiamano improvvisi, in realtà non fanno parte della raccolta degli 8 improvvisi opera 90 e 142, sono stati pubblicati postumi. Schubert li aveva intitolati Nachstück, però sono proprio pezzi dell'ultimissima sua attività creatrice, e trovo che hanno a volte anche una drammaticità che è proprio tipica dell'ultimo Schubert. Forse sentiva la sua fine imminente, è morto a Forse 31 sì, anni se non forse sbaglio, sì, morto sì. giovanissimo, forse lo presagiva. Va bene, ascoltiamoci questo improvviso, Sveva, sempre di Franz Schubert, e poi chiuderemo con una bella romanza di Schumann. Va bene.
sfumato in tronco Mm. questa volta, eh? Questa volta non c'è stata la tua grazia, Sveva. Capita. Va bene, allora andiamo avanti. Sempre. Io adesso questo microfono che gli è successo? Si è capovoltato? Sì. Si è capovoltato. Scusate, io non lo so toccare. Adesso arriva di corsa Sveva e me lo sistema. Perché questo è un programma in diretta, quindi succedono anche queste cose, quindi devo andare a parlare davanti. Adesso arriva Sveva, così il pubblico ti conosce, ma ormai si è diventata, scusate, e come mai si è capovoltato? Scusate per il rumore. Accidenti. Ho disturbato tutta la trasmissione. Chiedo scusa al maestro. I programmi in diretta sono così, certo non sono tagli e cuci dei programmi già confezionati. Questo è proprio un programma senza filtri né censure. Senti, tu hai tenuto numerosi concerti come solista che ti hanno portato a suonare nella Salle Cortot e la Salle Gaveau di Parigi, e con orchestra non suoni, o ti capita di suonare con... Mi è capitato un paio di volte, è molto più difficile trovare occasioni, ecco, di suonare con l'orchestra. Quindi meglio suonare per conto proprio? No, non è che sia meglio, è una scelta. Diciamo che dal punto di vista organizzativo è più facile. Quello senz'altro. E dicevi che il prossimo concerto sarà a Lecco. A Lecco, con un bellissimo programma, un programma tutto romantico, no? Sì, con qualche sonata di Scarlatti. Con le sonate di Scarlatti, giusto. Sì. A Lecco quando sarà? Così magari abbiamo anche... Il 12 aprile. Vicino allora. Sì. 12 aprile, Lecco è una bella cittadina, senz'altro magari vista lago. Ma non lo so, non ho ancora preso visione del luogo. L'importante è che sia un buon pianoforte, perché le sorprese possono essere anche... Però devo dire che non mi è mai capitato di trovare pianoforti sfasciati, no? Non sempre si trova, ecco, lo stegno, Massimo, ecco, certo. però Decenti, sempre dignitosi, dignitosi, decorosi. sì. Va bene, senti, vogliamo passare a Schumann, così ci sentiamo questa romanza Sì. di questo altro grande infelice Sì. compositore, Va bene. nonostante una moglie così fedele, affezionata, grande compositrice, Grande pianista soprattutto, grande e che pianista, Clara Schumann. ha dedicato la vita a divulgare le opere del marito, Proprio così, con proprio l'aiuto così. di Brahms. Fedelissima al marito, nonostante ci fosse questo corteggiamento da parte di Brahms, È no? così, si impara. Però non sappiamo oltre, no? No, non andiamo oltre. Non sappiamo. Non lo sappiamo, e alla fine penso che sia anche una cosa poco interessante da sapere. Pettegolezzi che non ci riguardano. Va bene, allora passiamo a Schumann, e cosa ci fai ascoltare? Quindi dovrebbe essere una romanza, l'opera 28, la prima. Va benissimo.
anche qui non abbiamo fatto torti. No, assolutamente. Questa romanza è uscita direttamente da pelle di Florestano. Ah sì, Sì, perché Schumann sentiva in sé sì, due anime, in contrapposizione due fra loro. personalità Sì, sì. molto diverse. Florestano che era questo qua, irruente, rivoluzionario, invece Eusebio, che l'altro. sarebbe la seconda romanza, invece sarebbe proprio quella scritta da Eusebio, nostalgico, introverso. No, va benissimo Florestano, per chiudere anche questa chiacchierata così un po' molto estemporanea. Io veramente ti ringrazio tanto Giuliano, maestro Giuliano Cucco, grande pianista, come avete sentito. Questi sono degli assaggi, poi uno se vuole ti segue magari dove può seguirti con YouTube oppure anche attraverso i concerti. Sì. Tu poi mi mandi la locandina come ho fatto adesso Sì. per precedentemente. Io lo ricordo agli ascoltatori. Adesso vorrei che la nostra Sveva mettesse una visione della tua Biella, Sì. così la facciamo vedere anche agli ascoltatori che stanno lontani, ci ascoltano da Matera, ci ascoltano dal sud Italia. Questa cittadina di quanti abitanti? 50.000. Ah, beh, poco più piccola della mia Pavia, quindi non è che sia mai circondata. Pensa che Biella non la conosco, pur conoscendo abbastanza il Piemonte, circondata da colline, Da colline, sì, circondata, sì. circondata da colline. Hai trovato una Le bella. prealpi. Bello, quindi è ecco, ha trovato una immagine di una piazza di Biella. Che cos'è quella? Poi c'è una visione panoramica, dove tornerà il nostro maestro Giuliano Cucco. Non è ancora arrivata la visione completa di Biella. Questo è il borgo antico, il piazzo, e la Biella vecchia, la Biella alta. Biella in realtà è su due piani, se si può dir così. La città vecchia si trova in una area un po' sopraelevata, dove E tu dove vivi? io in realtà non vivo proprio in Ah, città, già che lo siamo un dicevi po' all'ascoltatore, sì, fuori, è sì, un vero, po' lo in dicevi collina, appunto, all'ascoltatore. sì. A questo punto il dito Mh. di Sveva ci dice che Perentorio. che abbiamo concluso. Grazie infinitissime al maestro Giuliano Cucco, grazie ai nostri Grazie ascoltatori, dell'invito. ma ci mancherebbe altro, e ai nostri amici appuntamento la settimana prossima. Grazie Sveva. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Alice guarda